Va bene, ciao ragazzi, ci ritroviamo qua per un altro video estemporaneo. Spero che la giornata sia andata bene e che abbiate fatto un buon lavoro. Sto facendo una serie di video in streaming dedicati a vari argomenti, tra cui c'erano tutta una serie di reperti che volevo mostrarvi. Ovviamente parliamo di ricostruzioni, proprio perché in questi giorni abbiamo, come dire, riparato tutta una serie di manufatti esposti nella nostra mostra e attualmente la maggior parte dei manufatti si trovano in mio possesso, quindi sono di nuovo disponibili per essere utilizzati, per essere mostrati e per essere, come dire, esplorati e spiegati. Tra cui stavo facendo una serie di contenuti su, ad esempio, pugnali in selce, pugnali in bronzo, pugnali in rame ho pensato comunque di provare a fare un video dedicato a questi argomenti, brevi video, però in diretta streaming, senza stare lì a montare troppo tempo, perché comunque mi richiedono molto più tempo. La tecnologia è diventata, come avrete notato, sempre più diretta, sempre più immediata e effettivamente tra non pubblicare nulla e pubblicare dei video in streaming che magari non sono perfetti, anche come pause, come tempi, come errori, perché dirò sicuramente un sacco di scempiaggini, magari non lo so, mi impappinerò e via dicendo. Ho pensato di farvi vedere una serie di riproduzioni e magari poi esplorarle in un secondo momento streamando, quindi una cosa molto veloce e soprattutto anche più immediata, ok? Tra questi manufatti che avrei dovuto portare tra l'altro in una giornata dedicata al museo, vi sono questi cosiddetti brassard o guantoni parabraccio. Questi oggetti, di cui ovviamente nei musei viene conservata soltanto la parte in pietra, come in questo caso, di questi oggetti, diciamo, non è ancora ben chiara la funzione. Allora, anzitutto contestualizziamo che cosa siano, a quale cultura appartengano, dove sono stati trovati per la maggior parte. Beh, in Sardegna questo tipo di oggetti compaiono con la cultura cosiddetta campaniforme, che è una cultura, tra virgolette, nomade, che attraversa tutta l'Europa, diciamo partendo dal centro Europa si muove in direzione delle isole britanniche, della Spagna e pensate arriva addirittura in Sardegna attraverso le isole Baleari e poi ovviamente nel nord-ovest della nostra isola approdano queste genti che noi chiamiamo campaniformi per via del contenitore del Bill Beaker, che è fondamentalmente questa sorta di vaso che sembrerebbe una campana, quindi visto così una campana rovesciata, e questo contenitore diciamo dà il nome a tutta la cultura che è quella dei cosiddetti Beaker folk o genti campaniformi, come si preferisce dire in italiano. Cosa c'è di interessante in questa cultura? Beh, c'è di interessante che erano dei girovaghi, alcuni li hanno anche definiti i girovaghi della preistoria, ed erano grandi conoscitori della tecnologia del rame. Per questo motivo sono anche stati chiamati da alcuni, non è molto utilizzato in tempi recenti, gli zingari della preistoria. Perché la lavorazione del rame comunque è stata ad appannaggio di alcune specifiche etnie per diverso tempo e ad esempio a Isili in Sardegna vi è addirittura un museo dedicato alla lavorazione del rame dove i termini proprio per la lavorazione del rame sono diversi da qualsiasi altro termine sia conosciuto in sardo. Quindi molto interessante anche questo aspetto antropologico. E le genti campaniformi portano, ma erano già presenti da alcuni secoli in Sardegna, i pugnali in rame.
quelli ad esempio che sono esposti al Museo Archeologico di Cagliari sono i pugnali di cosiddetto tipo Ciempozuelos. E cos'altro portano? Portano tutta una serie di manufatti, tra cui adesso non so se è qui a disposizione, ma avevo una collana in denti di volpe, molto bella, ricostruita sulla base dell'originale che è sempre esposto al Museo Archeologico di Cagliari, e tutta una serie di oggetti che sono appunto detti brassard. Questi manufatti sono realizzati in pietra levigata, sono comunque a mio parere sicuramente molto fragili, perché durante le ricostruzioni mi è capitato più volte di spaccarli durante il processo di levigatura, di cui la parte più delicata è fare i buchi, perché se si leviga prima il manufatto e poi si cerca di fare il buco, è molto probabile che qualcosa non vada per il verso giusto e l'oggetto si rompa, cioè facendo il buco l'oggetto vada a spaccarsi, perché ovviamente la pietra è molto dura e come dire, l'errore è sempre dietro l'angolo. Quindi i manufatti che vediamo nel museo sono oggetti estremamente, come dire, sofisticati, perché per farvi capire un semplice parabraccio d'arciere si può fare in cuoio tra l'altro abbastanza grosso, abbastanza rigido, e assolve allo stesso scopo, che è quello di riparare il braccio dal rilascio della corda, ma vi dico che questa cosa non è universalmente utilizzata, ad esempio con una certa tecnica di tiro si può evitare di utilizzare il parabraccio, ma la cosa più interessante è che loro abbiano deciso di fare questi parabraccio in pietra. Quindi un oggetto che resiste agli anni, ai secoli, ai millenni e che arriva praticamente inalterato sino ad oggi. E di questi ce ne sono davvero tanti dentro il Museo Archeologico di Cagliari. Anche recentemente sono stati rinvenuti in una tomba scavata da un archeologo che conosco, il dottor Mossa, e la cosa più interessante è che quel parabraccio venne ritrovato in vicinanza addirittura, da quanto ho potuto leggere, del braccio sinistro della persona. Quindi sicuramente utilizzato a mo' di parabraccio d'arciere. Faccio capire cosa sia un parabraccio, ad esempio questa è la versione moderna, come potete vedere è praticamente la stessa cosa, un po' simile a quello che vi ho fatto vedere poco fa in cuoio, e questi strumenti sicuramente a mio parere dovevano avere una funzione, come dire, cerimoniale, perché addirittura vi è uno di questi brassard che presenta una custodia in osso completamente decorata da cerchielli e estremamente ben rifinite e decorate, che addirittura veniva portato al petto come una sorta di gioiello o di talismano. Ovviamente manufatti simili potevano essere realizzati in osso, in corno, in palco, in legno, in cuoio, come vi ho già detto. Quindi il fatto che loro abbiano scelto di realizzarli in pietra è sicuramente indicativo di quanto bene fosse considerata la figura dell'arciere, e quindi il talismano, tra virgolette, per l'eccellenza non poteva che avere l'oggetto prediletto dagli arcieri, di cui probabilmente i campaniformi erano grandissimi esponenti e praticanti di arceria, soprattutto per la caccia, presumo. E l'altra questione è legata a come io ho montato l'oggetto. Vedete che io l'ho legato a una sorta di parabraccio di pelle di ovino, di caprovino, e questo oggetto a me è venuto più pratico, perché in questo modo è molto veloce legarlo come dire, al braccio. Avete visto, è stata questione di secondi. Un'altra persona con cui ho avuto da poco di che discutere mi ha detto che probabilmente questa è una nostra distorsione dovuta alla facilità con cui cerchiamo certe soluzioni. Lui dice di aver provato a fare lo stesso e
grazie soltanto a questi due semplici buchi, è riuscito a legarlo al suo braccio senza grandi difficoltà. È possibile, probabilmente questo non lo sapremo mai, o forse lo sapremo continuando a fare questo tipo di sperimentazioni che spero non finiscano mai. E diciamo che il mistero comunque su come venisse tenuto il parabraccio e se effettivamente fosse un parabraccio realmente utilizzabile, probabilmente rimarrà tale ancora per molti anni. Spero che il video vi sia piaciuto, un caro saluto e a presto.